Sì? La prende tutti in giù? Quella piccola, vado solo, no? Fammi i piedi, povera! Non so testa, no? Conosci? Sono scritta, no? Non sai come? No, poter risolvere il bene. Sono viziare. Sulla Titli. Non prendo Marisa, veramente. Perché Marisa? Senti che io c'hai il gatto. Quello è buonissimo, come pensa la nonna, cominciare a cambiare. È vero, vero. Siamo protetti? Ancora. Come fai? Saranno uguali. Uguale a quella? Vicino all'altoparlante. Pagano 90. Anche tu dai. 92. Allora devi comprare. No, sono 3 anni. No, vedi, hai pagato 80... Sì, facciamo una piscina. C'è qualcuno che si fa il bagno? Quanto pagato? Avete il negozio? Quanto pagato? Sono uguali? And the night. Dov'è il mio nastro? Non si fa a comprare una roba di Perché mi fa male. Io cos'è? Alluminio? Sono più bravi. Vero che sono più grassi? Non fare i primi piani, per cortesia, eh? Fulvio, non fare i primi piani. Maria Teresa non doveva venire? Avrà trovato una cosa Il secondo, terzo piano si vuole. Attico. Fa sempre i primi piani, non si fa dopo i 30 anni. Anche pian terreno se vuole. Non si può fare. Dopo i 30 anni evitare i primi piani. Ma allora nel caso mio, Ma appunto, non prima dell'invenzione della... tu ormai i primi piani te li devi dimenticare. Sole. Ma lei il letto, no? Sopra la brandina. Che diceva? Non saltavi sopra, non saltavi sopra, loro saltavano sopra. Ancora roba nuova, ancora con le palloncine di garanzia. Ma appunto che la consumata la dovevate saltare sopra. Sì, sono cose mancate. No, ma le bimbe che saltavano qui in ginocchio. No, il prossimo anno lo andiamo là. Bene? No. Io non ti ho sentito Fulvio? Il prossimo anno andiamo in Jugoslavia, Metti a sinistra. Il italiano è di teatro, perché ricordando... Non ci trovi bene, Non ci sono? Non ci sono? Non so, tutti i piccoli sono 20 ristoranti, dalla Vettola al ristorante paragonabile alla prima categoria italiana. Quindi servizio ottimo, cameriere in divisa, lo chef, il divisa, il commento, il dialetto, tutto, no? Imitato, diciamo, imitazione occidentale. Ma che succede? Allora, su, un piatto di gatto di vinagre, nella Vettola, nella prima categoria, 620 euro.
Una birra da mezzo litro, una birra 600 euro, molto più. Ma questa via servita da Presidente del Governo, o servita dall'ultima servaccia, allora diventi a tutto, c'è comunque deve essere una fare buona. Li fanno in una grande mensa, ma per poi non relazioni Fatti uguale al lo Marello. mettiamo nel piatto per così, Perché se noi due facciamo una spaghettata alle vongole, poi invece tu da fare leggermente diversa da mia, ma se noi facciamo le vongole, no? E poi il prezzo è imposto. Ed è così. Certo, c'è un cuoco che magari quel giorno è più in vena e l'altro è un po' meno. Ma noi possiamo dire che questo mi ha un po' deluso perché? Perché noi italiani siamo talmente dispiaciuti che vorremmo che fosse sempre il tocco del maestro, non il piatto che si copre, anche se magari tocca. È vero? Ma sì, non si paga il servizio, non si paga la differenza, sai dove? Nel ristorante sì, tovaglie uso fiambre, dei tovaglioli, angeli, e ogni tanto puoi avere qualche buchetto, ma insomma bisogna stagionare il turismo, bisogna accettare anche queste cose, anche il buchetto. Mentre invece nel locale di serie B, il tovagliolo magari è di carta, per dire, il tovagliolo magari da 1 metro per 1 metro, sì. C'è di che pulirsi, ecco per dire. Monica, vieni di qua per favore. Vieni di qua. No, io torno a ripetere, no? I clienti italiani mediamente è estremamente vergognosamente dispiaciuti. Riconosciamo, no? Perché noi andiamo al ristorante, che so, voi andate al ristorante, perché voi mangiate qualcosa proprio di diverso, perché il palato è sacro un po' di tutto, e lì bisogna avere un po' manica larga, insomma, no? Loro cosa hanno fatto? Quando sono fuggiti tutti gli italiani ed è morta completamente la tradizione marinara dell'Istria, c'era il problema di allestire un'industria turistica e che ci fossero dei cuochi, dei ristoranti che sappiano fare il pesce. Che hanno fatto? I croati non sapevano fare il pesce, hanno fatto una scuola, ovviamente tante magiche perché maestro italiano, francese, non so, affari loro. Comunque hanno preso, sono queste scuole di, no? Come stanno sorgendo anche mi pare in Italia, scuole del genere. E allora 20-30 allievi che imparano a fare, che so, l'orata in una certa maniera. E che succede? Quelli sono usciti dalla scuola presumibilmente di Zagabria o di Fiume e poi hanno riempito gli alberghi che li interessava di questa gente uscita da queste scuole. Per cui quel pesce fatto in quella maniera lo si ritrova, a parte no, la lista delle vivande che è scritto in essa e tutti di questi prezzi, ci sono anche i cuochi della stessa scuola. Per cui tu non andare. Da noi, viva Dio, vai in Veneto ma ti mangi una minestrone con i fagioli a Rovigo per esempio, salti il Po e sei con le cappelletti alla panna là in Romagna, c'è da morire, no? In Emilia Romagna. Dopo vai in Toscana, le carni, no? Allora la stessa idea. Nel Lazio, le tagliatelle, il porco duro, ossia ogni regione. Io vedrai che dopo un po' di stanchi, ho fatto le stesse cose. Per la Madonna, lo dormo in un'oreria, io guardavo, è famoso. La carne, tanto buono, La Lubianski, prendete la Lubianski, no? Che è un piano. Sì, appunto, ma se vai in vacanza, sai, 15 giorni dopo un po' di stanchi, Allora sì. Logico, no? Poi il momento. Non so, ma distanti, allora magari. I primi, loro per i primi sono zero. Facevano gli spaghetti imitazioni italiane degli spaghetti che non avevano bene. Allora io prendo che so, del risotto mi piace il riso con il filetto di calamari eccetera. Allora mica fatto come noi. Io lo so fare, mi riesce abbastanza bene, pretendo un po'. Allora, no, una scodella di riso, scotto, che te la rovesciano così che si vede la forma come il budino, no? E sopra ti mettono un grosso cucchiaio di questo sugo, no? Un po' alla maniera dei paesi dell'Europa centrale, anche usa così con le carni che fanno i piatti nella Germania centrale, in Cecoslovacchia. In Austria ti mettono quei brodi nel gnocco. Ma sono di pesce di questo tipo. Il pesce che sono infatti sono lui non costa caro in Italia, come da noi, no?
qualcuno che lo mette in conto. Perché non è posizione loro? Noi dopo una bottiglia sempre loro che vanno. Guarda, una bottiglia di Che so? Sei immortalami, dai! Doveva finire? Come? Doveva finire alle 8. Giuretta! Comunque siamo offesi. Io ho visto tutto e mi spiego, Siamo offesi, eh? Che peccato. Non da vedere. Non da vedere. Vieni qua, spiegami. Come sei venuta? Come sei venuta? A piedi! Fatti prendere, dai, no. Dai che si rovina la... Faccio tutto oggi. Molto bella. Finito, insomma, io comincio a vederli al banco. Da lì non l'hai vista, c'era Fa ridere perché sono vestiti. Stasera andiamo sul Carpex, perché non vieni anche tu? Vanno? Vanno? Dove è andata? Dai, a proposito! Dove andate? Perché vi appartate? La sigaretta questa la fumi? Sono leggere come quelle? Dai me le sono leggere? Dai! Nessuno vuole, no? È già arrivato, sei già stufato sta fotografia. L'ha fatta la pura? Se no si depura troppo. No, ma che no? Se poi la fai di tutto, deve tirare allora, ma io con i dolci devo non avevo disperato. Guarda che mi fa più e ancora non si faceva mai no, non è partita alle 5, ma è arrivato alle 9. Mattina? No, abbiamo discusso un po'. Questo è niente, vedrai. Chi ha preso via da me? Quello è il massimo, più non la leggo, Vedrai. Il biglietto è sempre pronto. È bello però ogni tanto discutere. Come no? Tanto lei, Rita, non c'ha problemi. Non ha problemi la Rita, perché ha il biglietto sempre pronto per Roma. Ancora? Ai. Tu sei andata? No, certo, solo da ritorno, non solo andata. Ma non c'hai una figlia, Anna? Sì, sebbene andiamo mai. Subito, ecco. Come a che ora parti tu? No, devi chiedere che ora parte Gianfranco. Che ora partono alle 6 tu? E io alle 6. Anche alle sera? Sì. Parti la sera? Sì. E allora che male? Perché la mattina? Ah, oh. Che ora andiamo
Ma tanto che rimane a casa, Oh, sì. tanto domani sai che tempo c'è? Sei Domani sai che tempo è? Temporale. Sì, sì. Andiamo via ora. Ah, vedete che oggi dobbiamo andare via. Domani si dovrebbe riprendere. Senti che zanzare che ci abbiamo, Anna. Hai visto che zanzaroni che ci abbiamo? Senti che zanzare.